L'ufficio del GIP ha già disposto la revoca delle misure, di tutte le misure a carico di entrambi gli Stella, che erano state disposte all'esito del lungo interrogatorio in occasione della convalida del fermo. Un interrogatorio molto articolato, un interrogatorio anche coraggioso, se posso dire, perché in queste situazioni non è facile avere il coraggio di proporsi all'autorità giudiziaria per dei giovani che erano anche provati psicologicamente, però è stato molto producente dal punto di vista dello sviluppo del procedimento. Ecco. Ecco, loro avevano sempre mantenuto la stessa Assolutamente, dichiarazione. ma sono stati di una coerenza e anche di un dettaglio che credo sarà estremamente utile alla Procura per andare ad approfondire in futuro le responsabilità di coloro i quali hanno, con delle dichiarazioni sicuramente non veraci, non veritiere, hanno messo in piedi questo orrendo meccanismo, perverso meccanismo marchingegno, a carico di questi due fratelli che in realtà erano estranei a quegli addebiti che venivano elevati loro, lo hanno sempre detto, lo hanno detto dal primo momento con coerenza, con ricchezza di particolari, con tutto l'apporto gnoseologico che potevano ricordare da una serata così convulsa, così triste. E alla fine quello che loro hanno detto si sta puntualmente materializzando passo dopo passo. Adesso, avvocato, lei chiamerà ovviamente i suoi assistiti per dargli questa notizia, insomma, è un po'. Voglio farli riposare, voglio farli rilassare, sono giornate tremende. Il meccanismo della giustizia penale, soprattutto per chi come loro non lo conosceva minimamente, è un meccanismo terribile. È stata una prova dolorosa. Domani sicuramente farò un incontro con loro anche proprio per sorridere insieme rispetto a quello che era uno scenario catastrofico per le loro vite,